Secondo giorno di sciopero, ci troviamo sempre qui al mercato dell'Ingrosso e sono in compagnia del presidente del Consorzio Tutela IGP, Sebastiano Fortunato. Come sta andando questa seconda giornata? Come va il susseguirsi delle persone qui? Sì, abbiamo un obiettivo che dopo aver fatto un percorso istituzionale dove abbiamo capito che non siamo competitivi con il mondo agricolo, noi vogliamo veramente sensibilizzare le istituzioni regionali e nazionali di una situazione effettivamente pesante che non riusciamo a poter competere sui mercati sia nazionali che europei. Buongiorno, da dove proviene lei? Da Ispica? Da Ispica. Ha trovato altri blocchi lungo la strada? No. A Ispica non ci sono blocchi. No, non è che non ci sono blocchi, io sono fuori Ispica, quindi... Quindi nel tratto non hai Sì. incontrato altri blocchi. Va bene. Buon proseguimento. Fatti intervistare. Dove sta andando lei? Allora c'è a mangiare le cane. Bene. Vai. Chiedelo, vai qua. Sì, tutti in questi giorni stanno andando in campagna solo per dare da mangiare ai cani, anche nelle interviste di ieri. Buongiorno, da dove proviene? Da Portopalo, penso. Da Pachino sono. Da Pachino, ecco. Dimmi, Dove si sta dirigendo, se possiamo dove sapere? parcheggiare? Ah, ecco, quindi per intervenire alla manifestazione. Molte persone continuano a lamentarsi perché nessuno, al di là dello stretto di Messina, sa niente, se non tramite internet. Cosa volete dire a queste persone, a tutti i media a livello nazionale? Io vorrei sapere solamente una cosa, come mai la RAI, Canale 5, Rete 4 e tutte queste paparazze che ci sono in giro, invece di c'è rompere le patate a modella, perché non fanno sapere quello che sta succedendo, ma no solo in Sicilia, in tutta l'Italia, stiamo morendo dalla fame e ancora non abbiamo capito e continuiamo a girare a fare insieme e non siamo difesi da nessuno, completamente, a cui ci abbiamo mandato il Parlamento, a cui? A quattro pupe. E basta, che non fanno niente, i nostri interessi fino ad oggi non l'abbiamo visto, vediamo solamente tasse. Dove sono Ma i politici? lo stipendio di un agricoltore, di un ferraro, chi che sia, non aumenta. Come facciamo a pagare queste tasse? Come facciamo a pagare la benzina che sta arrivando a 2 euro al litro? Io vorrei sapere quello, come si fa? Io tasse non ce ne posso passare e non ce ne pago perché io prima mangio e poi penso a Dio, perché io a pensare prima a mangiare, non posso pensare a pagare le tasse e a morire di fame, io e mia moglie e mio figlio, oltretutto invalido. Diceva il signore, diceva, può parlare? Android non ce n'è, le tasse come si devono pagare, è una vergogna. Provvedete subito. Buongiorno, da dove proviene? Da Pozzallo. Da Pozzallo, ha trovato altri blocchi lungo la strada? Sì, praticamente a Pozzallo è pure bloccata. Sì, L'hanno fatto passare. sì. Bene. Ok. Buon proseguimento. Grazie. Vediamo quest'altro veicolo, da dove proviene? Buongiorno, da dove provenite? Buongiorno, sono stato qua nella mia azienda qua vicino. Ah, ecco, quindi non avete trovato altri blocchi, non ne venite da No, altri no. paesi limitrofi. No, siamo qua di Pachino. Grazie, buon Vogliamo proseguimento. partecipare. Ecco, arrivano altri sostenitori qui al mercato dell'Ingrosso. Siamo sempre qui e parlano gli agricoltori di Pachino, rappresentato dalla persona Aldo Beninato che rappresenta l'associazione ARS. Allora, la nostra associazione è un'associazione che è formata da agricoltori che lavorano in maniera diretta le proprie piante e il proprio prodotto, quindi siamo l'ultimo anello della catena che ne subiamo le conseguenze sia della grande distribuzione sia dei mercati, quindi il nostro prodotto non è remunerato al prezzo giusto e quindi non possiamo essere oggi competitivi sui mercati locali che nazionali. Da tempo stiamo facendo una protesta, una lotta già iniziata da diversi anni che siamo scesi in campo. Oggi si è raggiunto il culmine e stiamo aderendo a questa manifestazione e intendiamo portarla avanti
non solo per i 4 giorni, ma fin quando non si avranno avuto dei risultati certi e sicuri di che ci sarà restituita la dignità personale ad ogni agricoltore e la dignità del proprio lavoro. Continuerete anche nei prossimi giorni, quindi non mollerete. Quindi se la necessità ci porta a continuare, noi continueremo, se non ci saranno delle risposte certe che potranno garantire noi, le nostre famiglie e il nostro futuro nel nostro lavoro. È previsto un corteo per domani mattina. Perfetto, per domani lo vogliamo mattina. spiegare se Allora, sappiamo già qualcosa? Sì. Allora, per domani mattina è previsto un corteo che senza dubbio sarà fatto nei modi e nelle norme, nelle regole e nel rispetto della legge, invitando tutti gli esercizi pubblici della città, tutti i negozi a partecipare, in quanto noi come agricoltori in questa città rappresentiamo l'anello economico, tutto ciò che ruota in questa città ruota attorno all'agricoltura, quindi tutti i negozi, i servizi che ci sono è chiaro che lavorano se l'agricoltura va bene, se va male diminuiscono i loro profitti. Per questo devono essere di sostegno soprattutto loro, perché è l'agricoltura. Appunto, noi chiediamo proprio questo, il sostegno, l'aiuto morale dei negozianti di questa città e di unirsi a noi in questo corteo, soprattutto questo chiediamo. E allora noi mandiamo questo annuncio domani mattina qui alle 10, mi sembra la partenza, intorno alle 10 ce l'ha detto il presidente del consorzio IGP e noi saremo qui presenti. Grazie e buon proseguimento a voi. Volete dire qualcosa? No, lo stesso, io lo Signora, lei prima vedevo che... Dire anche Prego. che le donne dovrebbero partecipare a tutto questo qua, perché non è giusto che se ne stiano a casa. I diritti li dobbiamo avere tutte quanti. Questa è l'unica cosa che voglio dire, di scendere in campo anche tutte le donne. Perché se ne vedono ben poche in giro. E infatti, se ne vedono molto poco. Non ho altro da dire. Bene, grazie. Come sta andando lo svolgimento dello sciopero? Da quanto tempo personalmente lei è qui? Ma io personalmente da qui, da oggi, sono qui e continuiamo tutta la giornata perché dobbiamo sensibilizzare tutte le persone perché c'è nel paese qualcosa che non funziona, ci sono troppe lamentele, crisi e poi il nostro problema, come ha detto poco fa Aldo, riguardo all'agricoltura rappresentiamo noi proprio a Pachino, cioè l'agricoltura ruota tutto intorno lì. E quello è il problema serio che abbiamo. È proprio questo, incitare tutti a venire perché sostenendo l'agricoltura si sostengono tutti gli altri esercizi commerciali. Cioè praticamente tutti gli altri intorno all'agricoltura, tutto ruota intorno all'agricoltura, perché se si ferma l'agricoltura si fermano i muratori, si fermano le aziende, si fermano tutto, si fermano i negozi, c'è crisi, ecco questo è il problema. È un fatto che deve riguardare tutti e quindi noi continuiamo sempre a fare questo appello, a venire tutti a partecipare massicciamente allo sciopero qui, esattamente al mercato all'Ingrosso. Buongiorno, da dove venite? Da Rosolini. Da Rosolini, avete trovato altri blocchi? Sì, peggio di qua, sì, non ti fanno passare, per farti passare bisogna fare la coda, tanta coda. Sì, e ora man mano penso che vi fanno passare. Perché lo sciopero è solamente di rallentamento. Va bene, grazie. Prego, buon proseguimento. Continuiamo con le nostre interviste, troviamo altre persone intervenute per manifestare qui al mercato all'Ingrosso. Come sta andando? Da quanto tempo lei personalmente è qui? Io sono qui da stamattina alle 5, però non vedo nessun politico, nessuna stampa, nessuna organizzazione per questo sciopero, per elencare i nostri problemi, non si vede nessuno. Credo che siamo dimenticati da tutti. Forse hanno chiuso la strada allo stretto di Messina e non ci interessa di pensare a noi. È proprio questo quello che tutti lamentano, la stampa nazionale non ne parla. Siamo qui per manifestarlo noi, speriamo che qualcuno si faccia presente. Bene, grazie. Da dove proviene lei? Da Scicli. Da Scicli, ha trovato altri blocchi? Sì. E allora ti devi fermare pure qua. Perché Scicli proprio è bloccato tutto. La pasta a forno stanno portando. Come mai avete proseguito? Come mai avete proseguito con lo sciopero? No, vabbè, ma io non c'entro, cioè non è che sono un autista. Io non trasporto niente. Ma perché è solo per gli autisti lo sciopero? Io pensavo di sì. Ma lei il gasolio come lo compra?
Con i soldi come tu. Sicuramente glielo regalano. No, io senza soldi, cosa ho detto con i soldi? Se lei non lo compra il gasolio, che non appartiene a lei lo sciopero, non è nella categoria dello sciopero. Lo sciopero è ufficiale per tutti. Non c'è Bene, vediamo anche persone che provengono da Scicli, ma continuiamo, vediamo qui da dove provengono le altre persone. Buongiorno, da dove proviene? Da Scordia sono. Da Scordia, e ha trovato altri blocchi? No. No. Che strada ha fatto? Lavoro qua a Pachino. Sì, ma lavoro a Pachino, comunque ci sono blocchi ovunque. Ci sono blocchi. Ha avuto dei problemi? No. Bene, ora vediamo, la fanno passare. Arrivederci. Ma come? Non è stato pubblicato? Ma quello si dice? Allora che sta pubblicando? Dove vi state dirigendo? Stiamo andando a Portopalo. A Portopalo, avete trovato altri blocchi? No. Allora, stiamo andando a Portopalo per bloccare tutta la situazione di questo paese, che c'è molta crisi, molta non so che cosa dire. Morti di fame, tutti. Siamo tutti morti di fame, non mandare via. Bene, continuate, altrimenti blocchiamo ancora di più la situazione. Comunque stiamo andando a Portopalo a bloccare la strada. Ci vediamo dopo. Ma non ci sono i portopalesi lì? Hanno bisogno anche di noi. Bene. Ok, arriviamo ragazzi, ciao. Vogliamo sapere che cosa vengono bloccati, specialmente che cosa vengono bloccati. Le macchine passano, cosa vengono bloccati? Vediamo chi ce lo dice, cosa vengono bloccati di preciso? I lavoratori. I lavoratori, come sapete se sono lavoratori o no? Si vede, no? Tu non lo vedi se c'è un furgone che lavora oppure no? Ho capito, ma una persona può dire io non sto andando a lavorare, come fate a riconoscerlo? Si vede se lavora o no. Qua c'era un furgone poco fa che trasportava ricotta. Quindi i veicoli possono transitare tranne che non vanno a fermare, perché è giusto. Nei miei confronti, che io oggi non sto guadagnando niente, è giusto che gli altri non guadagnino niente. Certo, perché molti sono lamentati nella giornata di ieri, molte attività sono state aperte e hanno lavorato, oggi sì, sono chiusi. Che ormai si è fatto troppo impossibile da campare e non si può campare né figli né nessuno. Ormai tutti i prodotti, tutte cose si hanno fatto cari, non si può cattare niente. Oh. Non possiamo nemmeno mangiare, non possiamo. Con questi tempi che vanno avanti così non si può nemmeno mangiare. Perché giustamente tutte cose si fanno care, la giornata resta sempre uguale, per com'è non possiamo andare avanti. Il paese ormai è andato in crisi, è andato. Qualsiasi operaio che va a lavorare ormai ha paura anche di andare a lavorare perché non si trovano soldi per pagare l'operaio. Le persone vengono pagate sempre uguali, no? Sì. Però tutto rincara, questo è il motivo in cui tutti si trovano qui a protestare in tutta la Sicilia in questi giorni. Giusto, hai ragione. E ormai siamo stanchi, dobbiamo dare una risvolta a questo paese e a tutti i paesi, perché ormai non si può andare più avanti. Ora se volete fare qualcosa, quello che va avanti, deve aggiustare tutte queste cose perché sennò non possiamo lavorare nessuno, e sia per noi che i nostri figli. E questo Grazie. ce lo auguriamo tutti, grazie a voi. Grazie a te. Come mai lei si trova qui oggi? Stiamo facendo sciopero per tutte perché c'è la naffata che dobbiamo andare e tutte, ma è tutto su fermi, camionisti e tutti. E qua purtroppo siamo tutti qua, tutti insieme per fare un po' di sciopero perché non possiamo andare avanti nessuno. Quindi mandiamo un messaggio a coloro che ci guardano di intervenire tutti, essere presenti qui. Di venire tutti che sono i negozi, tutti hanno a chiudere tutti i negozi e tutti, di venire tutti qua per fare. A Portopalo sono aperti, a Portopalo sono andate due persone e c'è la macchina a Portopalo che sono aperte, le altre sono tutte chiuse e fare qua. Massimo, come mai sei qua oggi? Gira Carmelo. Intanto una buona giornata a tutti, sono qua per manifestare il gasolio che ha portato alle stelle e poi non funziona niente in Sicilia. Noi che siamo i primi produttori di pomodoro, i primi in tutti i sensi, però non abbiamo nessuno che ci sostiene. Per avere un po' di supporto
dalla parte dell'Italia. Personalmente tu hai portato qualche mezzo oggi Sì, qua per la protesta? Sì, ho portato un camion, un Euro Tracker. Ecco, se lo inquadriamo ecco autotrasporto. Questa è pubblicità occulta, questa è pubblicità occulta. No, perché diciamo ognuno porta un mezzo proprio qui. Bisogna essere coerenti tutti, solidari tutti con il popolo. Bene. Tutti compresi, tutti, solidari tutti, perché è una cosa corretta, è anche per loro lo sciopero. Perché se otteniamo qualcosa lo otteniamo per tutti. E continuando la nostra carrellata di immagini ci troviamo con altre persone, forse ci troviamo un po' in mezzo alla strada. Come mai siete intervenuti oggi qui, siete scesi in quantità, un numero maggiore rispetto a ieri? Cosa è successo, cosa è cambiato? Allora il prezzo del pomodoro è zero, è a 50 centesimi. Il grano è 13 centesimi, ma compagniamo a mancare la nafta. Il problema è che ce n'è assai, come a campare, siamo persi. Perciò, il governo Monti ha fatto 3 manovre, ne ha fatto 4, non può fare reci, ma non ne viene soldi come a pagare di cibo. Come c'è a pagare adesso? Non è questione di volontà, è questione che non abbiamo soldi. E purtroppo quello che stiamo facendo in Sicilia, nessuno ne parla al di là dello stretto di Messina. Perché un nord ancora guarda che c'è noi ci abbiamo arruolato prima a fame. Ha parlato solo Radio 105 sia ieri e sia oggi. No, lo zoo lo fanno alle 2, me lo vedo pure io, cioè, me lo sento pure io. Comunque ne ha parlato Radio 105 sia ieri e sia oggi, spiegando tutta la situazione e il perché della manifestazione. Quindi qualcosa si sta muovendo pure a livello nazionale. A livello televisivo invece? A livello televisivo c'è il buio totale. Buio totale. Noi ci basiamo su Facebook per mettere più video possibili, perché poi l'altro amico condividi e può oltrepassare lo stretto. Facebook è un mezzo potente, la condivisione aiuta. Speriamo che va avanti. Delle documentazioni scritte che a livello nazionale i media sono stati avvertiti, ma dove sono? C'è il silenzio totale dei media nazionali, perché quelli regionali si stanno muovendo. Abbiamo deciso con lo sciopero, se capo vinto, poi non abbiamo deciso con le omisse. Ecco. Quando cagnare ne assistiamo, noi finiamo lo sciopero. Bene, bene. Tanto la stiamo buttando a 20 centesimi, a 50 centesimi il pomodoro, lo buttiamo. Perché per effettuare un chilo di pomodoro, a portarlo a produzione, abbiamo bisogno di €1 di spese, lo vendiamo a 50, lo stiamo buttando. E buttiamo i nostri soldi, lo buttiamo col piacere. E allora io se ne a fare un conto. Uno meno uno fa 0. Se io spendo 2 e piglio 1, una degli sogno meno 1. Dice cosa fanno un conto buono perché siamo in mezzo a merda. Scusate la frase, Se vuoi dire qualche cosa. Quindi proprio questo è il caso tipico, i conti non tornano. Ecco. Non tornano i conti. Come mai siete qui oggi per protestare? Stiamo facendo una dimostrazione perché pomodori, zucchine, tutta questa necessità che c'è nel paese è rimasta tutta nelle piante. Lei è un agricoltore? Sì, sono un agricoltore ma uno di quelli che va cercando per mangiare, perché stiamo facendo più di 10 anni che l'agricoltura se ne va indietro. Qualcuno che non è agricoltore? Io non sono agricoltore. Ecco. Però l'economia è basata sull'agricoltura, perché se si ferma l'agricoltura si ferma anche il banchiere. Anche il banchiere si ferma, fermatevi. Un banchiere che mi cerca i soldi. Vabbè, ma la crisi non è solo dell'agricoltura, è in tutti i settori. Ecco, qualche donna, prego. Noi vogliamo l'intervista di Paolo Bonaiuto, dov'è il sindaco? Deve dichiarare una Il sindaco è al ciclope a Martinelli a prendersi il caffè tutti i giorni. E noi moriamo di fame e lui è tranquillo che si frega tutti i soldi di Pachino, dov'è il sindaco? Quello anche oggi della crisi, guardate la Carusa manguiavi lazzare le scarpe dello stesso colore, cioè Vincente, siamo in crisi. Ho ragione. Si cerca di raccimolare un laccio e metterle in un'altra scarpa. È proprio qui in prossimità dell'incrocio che è bloccato, vediamo cosa stanno preparando queste signore. Cosa stiamo preparando? Un po' di pasta. Un po' di pasta per tutti gli intervenuti? Per tutti gli intervenuti, sì.
Speriamo che sia buona. Sì, certo, per pranzare tutti insieme e quindi continuare la protesta anche Certo, anche negli altri giorni, speriamo che si risolva per il meglio. È organizzato da qualcuno questo? Gruppo Scala. Il gruppo Scala, bene. Possiamo inquadrare, ecco, la tavolata preparata per il pranzo di tutti gli intervenuti qui e non lasciare il posto, quindi senza sorveglianza, senza nessun blocco di persone. Poi ci metto figlio che raffredda la bollitura.